insomma, benvenuto. Quasi finito? Sì, ma è da ieri che beviamo questo. È da ieri che lo beviamo, quindi un po', bevi un po', ma veramente sarebbe il terzo. Però ce lo portiamo a casa. Abbiamo accennato la volta scorsa alla figura di Emre di Mancini. Ma non è l'unico, davanti ai Soldini sono tutti molto deboli. Verissimo. Saremmo tutti deboli. Saremmo. Sì. Siamo sinceri. Lei che ha più o meno la mia età, no? Lei ne ha di me. Di che anno è? Io sono abbastanza, e ho 2 anni meno di te. Cammina abbastanza. Lei, non so se lei si ricorda una serie di episodi di telefilm western, quando avevamo più o meno i Bonanza. Noi Bonanza, i forti di forte coraggio. È vero, sì, che era una parodia. Che era una parodia, sì. Che era divertentissimo. Sì. I forti di forte coraggio. Che era una roba amore. Ecco, i forti di forte coraggio, tutti. C'era una vecchia battuta con cui lo faccio per l'Italia. C'era una cosa che io prendevo sempre in giro quando ho cominciato a fare politica, quindi qualche mese fa prendevo in giro quelli che ritenevo che andavano nei convegni, nei congressi, nei pulpiti dove c'era gente, questi qua descrivevano i valori della fratellanza, della democrazia, i valori della meritocrazia, e da avanti sto parlando. Allora mi veniva da ridere perché li guardavo e diceva mi pare i forti di forte coraggio. Loro indomiti, perché non avrebbero mai fatto carriera pur di mantenere i principi che li avevano portati a fare sacrifici e a combattere il potere in quel momento, cioè in realtà il capo della corrente o il capo del partito, perché è il momento lì. E mi veniva da ridere perché erano forti coraggio. Alla prima proposta erano subito si dice sul carro del vincitore. Però sai che c'è una regola in Italia, si dice o la Francia o la Spagna purché se magna. È vero. Noi su questo siamo molto deboli. Francia o Spagna purché se magna. Sì, non ha fatto una gran figura, però lo perdoniamo perché rappresenta noi italiani. No, non dica così, professor Maggi. Lei che è una persona seria. No, però effettivamente l'hanno dimostrato a livello mondiale. C'è tutti Ronaldo che va ma non è quello. Cioè, è solo la questione di scale. In teoria lei ha ragione. Nel senso, sono dei professionisti. Però i soldi sono... Però mi consenta, dice sempre il cavaliere Bonari. Diceva, mi consenta, il CT della nazionale è della nazionale, cioè è dell'Italia, quindi ha un alone di superiorità anche morale con la quale non è uno. È vero che viene profumatamente pagato, ma è anche vero che non è una questione di soldi, perché il CT della nazionale è il CT di tutta la nazione, tant'è vero che si consente a lui di chiamare chi vuole. Dici di no, cioè tiri improvvisamente. Sì, è vero, agli tempi e poi sono state e poi va dal CT e poi va dal consul, lei va all'Arabia Saudita, va in Arabia Saudita e lo chiama per diventare il CT dell'Arabia Saudita, cioè lui rinuncia a fare il CT del suo paese per andare a un altro paese. Non è alto tradimento, non mi permetto di dire una cosa di questo genere, però dal punto di vista etico, morale, sportivo, come ragazza poco. Cioè, però vuol dire che fondamentalmente il nuovo top, il nuovo idolo, il denaro è il dio denaro. Però ecco, è un'amara constatazione che da un leader che è osannato nei campi di calcio e non solo, nessuno si aspettava. È vero, però non ha fatto così scalpore. L'ha fatto, ma più di tanto. Perché? Perché alla fine, siccome viene analogia con i calciatori, però i calciatori di mestiere fanno i calciatori e ogni anno c'è il mercato, vai in una squadra, poi vai in un'altra, perché altrimenti sei un dipendente, quindi viene meno
ma il CT della nazionale ha un ruolo, senza abusare dei termini, mi permetto, moralmente superiore rispetto alla disquisizione, rispetto alla cosa normale, al rapporto normale, proprio nello sport, dove e loro sono tutte balle, quelle che insegnano ai ragazzi e ai ragazzini, di cui si parla della squadra, l'onore della squadra, l'onore della mano, la correttezza, ti insegno i valori da bambino e poi vai, cioè evidentemente c'è un fondo di ipocrisia. Ma quanto è diseducativo secondo te il calcio mondiale, dico solo italiano? Allora, il calcio mondiale dopo la vicenda con questa gestione UEFA è molto diseducativo, perché è prigioniero di una quantità di soldi eccessiva. Parlavamo ieri dell'argomento nel settore del commercio, dei grandi gruppi che determinano il mercato, fanno dumping e determinano il mercato. In questo caso l'Arabia Saudita, che è fuori da questo, vuole entrare a suon di tonnellate di soldi. E questo è, mi permetto di dire, molto diseducativo, perché vuol dire che... No, ma poi anche in Italia in particolar modo, tutte le squadre di calcio sono appunto indebitate, sono tutte al suolo di un fallimento, nessuna c'è conti in regola, con cifre spropositate, con giochi contabili borderline che potrebbero essere, se la finanza va, ne metterebbero tutto. È diseducativo da una parte, ma perché glielo fanno fare? Cioè, diciamo la verità, la dimensione del calcio nazionale ormai è un mercato del tuo cortile. Sì, rispetto al mondo. Le squadre sono state quasi tutte, molte no, quasi tutte, io sbaglierei molto. Le squadre sono state comprate da stranieri, le quadre più importanti da stranieri, con cifre fuori scala per noi. L'Inter, il Milan, la Juventus no. L'Inter, il Milan però poi negli altri poi cominciano ad arrivare anche a gruppi dove uno se perde, se fa 1,000 e se perde su quanti zeri serve per fare il mercato. E quindi la dimensione è talmente, anche perché la realtà è che diventando mondiale il calcio è diventata enorme la platea, e quindi per questo la UEFA dovrebbe avere delle regole molto più dovrebbe avere molto più delle regole molto più stringenti, se ci fossero. Cosa proprio riassunto finale di le 3 giorni che abbiamo fatto? Sì. Non c'era un bisogno di ritornare a una dimensione più italiana di tutte le cose. Faccio un esempio che c'entra niente col calcio, c'entra niente con le altre cose che abbiamo argomentato, però guardavo, ci sono metà distributori chiusi. Una volta uno aveva un distributore, riusciva a campare lui e la sua famiglia, si comprava la casa, la macchina, faceva studiare i figli. C'erano decine di negozietti di alimentari che facevano studiare i figli, e adesso che abbiamo grossi numeri e tutto, effettivamente le difficoltà ci sono. Cioè, perché è cambiata la società, è cambiata l'economia italiana, è cambiata l'economia, proprio perché è diventata più grande, e non è deve essere che si è ritornati. No. Sì, no. Professor Maggi, lei che è uomo di mondo, non che sia mondano, però quando la politica contava, la politica fatta dalle persone, il rapporto era legato alle persone. Adesso che la politica conta poco, purtroppo si è ridotta cioè la decisione delle persone, aumenta il potere del denaro. Nella Prima Repubblica, per quanto poco il valore della parola
il valore della moralità di quel gruppo, eccetera, avevano un'importante capacità di convinzione. Adesso si è di molta affievolità. Ecco, quando ci sono più numeri che valori personali, si potrà tornare indietro. Lo vedo difficile. Si potrà evolvere o involvere, dipende dalla... Certo che la società cambia, è lei che è un uomo un operatore della comunicazione, dei rapporti con le persone, ce ne è. Non per niente abbiamo cominciato con il granchio. Con il granchio che sta cambiando l'ecosistema. Che mai avremmo pensato, cioè io mai avrei pensato che il granchio arriva nelle nostre lagune e si mangia le vongole rompendone il guscio. Ma sono... Poi se le apre pure. Alieni. Va, è finita la giornata. Abbiamo finito tutto. È sempre un piacere, Renzo. È un piacere stare con lei, che è un uomo enciclopedico. Sì. Arrivederci a tutti, al prossimo. Questo spettacolo è orribile. Ma Ventoso, disgusta o ci torniamo ancora? Sicuro.